Buongiorno a tutti ragazzi, come avevo previsto, diciamo domani in Albania pioverà. Come potete vedere il maltempo sta bello posizionato qui, quindi speriamo che questi riescano a, diciamo, ad alzare tutte le macerie perché da lì ancora si scava, ancora stanno facendo davvero. È un miracolo per sollevare tutte quelle macerie che ci sono. In effetti le vittime sono salite a 23 e i feriti a 750. Quindi questo è il bilancio delle vittime e dei feriti, diciamo, per stamattina. Quindi sempre su un sito albanese sono andato a girovagare per trovare la notizia più fresca. Quindi si è aggravato, diciamo, durante la nottata, durante le ricerche, è uscita una persona morta in più e, diciamo, 50 feriti in più rispetto a ieri. Diciamo che più ore passano, più è sentita la cosa. Quindi domani però sarà maltempo, come potete vedere, e quindi sarà un po' preoccupante perché come si fa a scavare con la pioggia? Anche perché sarà una bella maltempo, vedete, sta proprio vicino Tirana qui Durazzo, quindi sarà davvero difficile poi lavorare con la pioggia, quindi speriamo che oggi riescano a sollevare tutte le macerie che ci sono. Quindi sono tante le case cadute che purtroppo sono edifici che erano vecchi, anni 50, quelli lì sono tutti caduti uno per uno. I palazzi invece costruiti nuovi hanno avuto molti danni, quindi diciamo che al finale non è che sia andato tutto proprio bene bene, ma erano la maggior parte case anni 50, quindi si sono salvati solo gli edifici di ultima generazione, quindi davvero pochi in effetti, quindi più quelle cadute al momento che non quelle lì che sono rimasti in piedi, quindi anche tipo musei vecchi, strutture vecchie, poi diciamo uffici di prefettura vecchi, anche quelli sono caduti perché erano stati fatti tanti anni fa. Quindi tanti italiani pure hanno confermato la loro che non ci sono vittime italiane, perlomeno fino ad ora, anche se stanno identificando tutti, però per ora non sembra esserci nessun italiano. Quindi molti italiani stanno dando una mano diciamo, alle famiglie, alle persone. Ho letto che ci sono tanti italiani a Tirana che stanno dando una mano a tutti quanti, a parte che poi sono arrivati gli aiuti nostri, diciamo, dall'Italia. Comunque, ragazzi, sì, sì, anche, sì, sì, comunque ci aggiorneremo più tardi. Questo è quello che so per quest'ora qui, 8:47, quindi questa qui è 23 morti, quindi un morto in più rispetto a ieri sera e 50 feriti in più, ma si sta scavando ancora. Spero che riescano a terminare per stasera perché domani, ragazzi, purtroppo pioverà in quel luogo, quindi speriamo che facciano, non dico che riescano a togliere tutto, però a magari arrivare all'80% e poi terminare l'altro 20% domani, anche se è un po' difficile, però può darsi con tutte le popolazioni che si è messa in moto si riesca a fare, quindi gli aiuti che vengono dalla Francia, dall'Italia, la gente del posto, l'esercito, diciamo, albanese, diciamo, forse ce la potranno pure fare. Quindi speriamo che per stasera terminano e finisce così. Vi auguro buona giornata e ci aggiorniamo dopo.